Oggi il tema è quello dell'ex convento domenicano femminile con quello che ci rimane del chiostro, del cosiddetto ex chiostro Sant'Antonio. È una conferenza questa che è stata rinviata più volte ed è nata qualche anno fa. Mi ricordo benissimo, è nata nel gennaio 2019, quando uno dei nostri consiglieri ci presenta l'ingegner Michele Galateo, che aveva fatto una tesi sul chiostro. L'abbiamo invitato al consiglio direttivo e abbiamo deciso di farlo. Siamo andati a trovare l'architetto Petracco, che oggi purtroppo non può venire perché aveva un impegno, e neanche l'assessore Zanfrà, ma comunque abbiamo qua l'esponente principale, il sindaco, a cui ora cedo subito la parola, che ci può dare anche qualche delucidazione sugli intendimenti del comune riguardo a quest'area. Strada facendo ci siamo conosciuti con Dino Pegolo, con il FAE, che è il capo delegazione di Sagile, no? Della delegazione di Sagile, e abbiamo deciso di farla insieme questa conferenza, anche perché Dino Pegolo si è speso molto anche con la storica Stefania Miotto, con la scuola, per raccogliere le firme per i luoghi del cuore, e si è raggiunto con il contributo di tutti un bellissimo risultato, perché parliamo di 3.240 di firme, per cui l'ex chiostro Sant'Antonio diventa il secondo in classifica regionale. Io non parlo oltre, cedo la parola al sindaco Carlo Spagnolo. Grazie professore e presidente. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questo è il secondo appuntamento. Siamo partiti nella giornata di ieri con un'altra bella iniziativa sempre legata all'arte e alla cultura, e anche questa rientra in quella che è la programmazione della settimana della cultura. Poi c'è qui con me l'assessore Ruggero Spagnolo, che nello specifico darà magari qualche informazione più precisa in tutta la rassegna, il programma. L'argomento di oggi è un argomento molto caro all'amministrazione comunale. Dico, peccato non ci siano l'architetto Petracco, il responsabile dell'ufficio tecnico dell'area urbanistica, e l'assessore Zanfrà, che proprio specificamente avevano seguito e accompagnato anche tutto l'iter che poi porterà insomma agli interventi che tutti quanti auspichiamo sull'edificio. Allora, qualche informazione di tipo generale. Insomma, la situazione statica e generale dell'edificio è quella che potete immaginare tutti, un edificio che ha bisogno di essere completamente ripreso. Una parte anche che non ha più una valenza di tipo storico può essere rimossa e demolita, la parte più verso sud, mentre tutto il fabbricato principale lungo la strada, lungo via 25 aprile e le parti laterali, che praticamente ricompongono quello che è un po' il convento, ecco, quelle sono oggetto innanzitutto di un grande studio che è stato fatto, e anche di una richiesta ultima di qualche settimana fa di finanziamento su un bando ministeriale che, qualora raggiunto, consentirebbe con una cifra consistente di diversi milioni di euro di portare quantomeno a un ripristino funzionale tutto quanto l'edificio. Quindi è un'operazione significativa che viene intesa all'interno di quella che è definita la rigenerazione urbana, cioè riprendere i luoghi già esistenti che sono stati in qualche modo da tanto tempo non più seguiti, riprenderli per darne un valore e un significato all'interno del contesto urbano. Con questo per noi come amministrazione comunale è un intervento significativo sul quale stiamo investendo molte energie, in particolare anche attraverso le risorse interne. Dicevo prima appunto dell'architetto Petracco, che ha seguito proprio un master professionale quindi sulla rigenerazione urbana. Buongiorno a tutti, ovviamente unisco il saluto fatto dal sindaco. Ci siamo visti pochi giorni fa con il Circolo della Cultura del Bello per un primo di 5, se non sbaglio, eventi,
per la quale davvero come amministrazione vogliamo complimentarci con il professor Delluti e con la sua associazione, il suo gruppo di lavoro, perché gli eventi sono molti, molto diversi tra loro e di grande qualità, ma hanno saputo offrire anche la presenza rinnovata di un giovane molto attivo come Pasquale, che si è speso in una prima conferenza, quindi un messaggio doppiamente positivo per questa 11ª edizione della Settimana della Cultura, che è iniziata diciamo recentemente, da qualche giorno, e che durerà poi per l'intero mese di maggio, con una coda anche nel mese di giugno. Gli eventi sono molti, e come anche sono le prime dei vari eventi. È stata riaperta San Gregorio, sono tenuti i primi eventi qui a Palazzo Ragazzoni, ieri la prima mostra, a breve ci sarà il primo spettacolo teatrale, quindi la ripresa della stagione di prosa, musica e danza in teatro. Insomma, è una primavera anche per la cultura sicilese, e ci voleva dopo mesi particolarmente difficili come quelli che abbiamo vissuto. Anche Mino Pegolo, sono il responsabile del gruppo FAI Sicilia. Il gruppo FAI Sicilia è nato nel gennaio del 2020, quindi si è formato molto recentemente in piena pandemia, e successivamente ci siamo dedicati come prima attività a sponsorizzare con la nostra capodelegazione di Pordenone, la dottoressa Marina Filetti, di cui vi porto i saluti. Ci siamo dedicati a sponsorizzare la raccolta delle firme per i luoghi del cuore. Il censimento era appena partito e abbiamo quindi iniziato a raccogliere queste firme, inizialmente tramite il sito web del FAI e successivamente proprio tramite le varie iniziative, quindi il giornate FAI di primavera, l'evento di apertura della Villa Brandolini, mi ricordo, che ha portato i primi 300 voti, e poi soprattutto abbiamo creato una cosa importante. Abbiamo creato cioè un comitato amici dell'ex convento di Sant'Antonio Abate, presieduto da una sicilese doc, Maria Baliana, che si è data da fare in modo, direi, impressionante per le scuole, soprattutto per l'istituto comprensivo di Sicile, che ha portato oltre 1000 voti alla raccolta. E poi anche la professoressa Miotto, Stefania, che poi vi relazionerà, soprattutto a livello di scuola media baliana, ha esercitato una forte operazione di comunicazione verso i ragazzi. Ecco, il messaggio che io vorrei lasciarvi è questo. Abbiamo cercato, come FAI, di risvegliare la coscienza dei cittadini di Sicile per questo bene. Ora, Sicile era il giardino della Serenissima, e cosa c'era in quel periodo? C'erano tutta una serie di conventi di cui poi vi parlerà Stefania Miotto, e uno di questi abbiamo la fortuna che si è in parte conservato, nonostante il degrado dovuto agli anni e all'utilizzo come struttura militare. Il nostro obiettivo, che credo sia raggiunto, è stato proprio quello di divulgare ai cittadini di Sicilia la storia di questo convento e far rientrare questo bene, d'intesa con l'amministrazione comunale, che ci ha sempre appoggiati in queste iniziative, addirittura con una raccolta firme all'interno del comune. E poi diciamo che con il comune abbiamo avviato un percorso comune di informazione reciproca sugli eventi che stavamo organizzando. Miotto è laureata al Conservatorio dei Beni Culturali presso l'Università degli Studi di... Sentite? No, allora usiamo l'altoparlante. Allora, laureata in conservazione dei beni culturali presso l'Università degli Studi di Udine, insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado, Balliana Nievo. Nei suoi studi ha approfondito la storia dell'arte friulana e veneta, con particolare attenzione all'aspetto iconografico e documentario.
Si è occupata inoltre di storia locale con particolare riferimento all'Ottocento friulano, ricostruendo i profili biografici di patrioti, letterati e giornalisti dimenticati. È socia dell'Accademia San Marco di Pordenone, è socia corrispondente dell'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti. Fa parte del Consiglio Generale della Società Filologica Friulana e collabora con l'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli e con la Deputazione di Storia Patria per il Friuli. Ha al suo attivo numerosi contributi pubblicati in volumi, studi e periodici. A Sagile ha tenuto conferenze di carattere storico nell'ambito della Settimana della Cultura e anche l'ultima orazione ufficiale del 4 novembre 2020. Segue, vi faccio solo vedere, una ricchissima bibliografia di interventi, eccetera, che vi risparmio, non per fare sgarbo alla dottoressa Stefania, ma per non tediarvi, perché ha da parlare di cose molto più interessanti. Grazie. Bene. Grazie. Ringrazio il Circolo della Cultura del Bello, in particolare nella persona del professor Dell'Utri, per avermi incaricato di tracciare il profilo storico del convento. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ospita e ringrazio tutti voi per essere qui presenti. Interrogata del suo nome, cognome, patria, età e genitori, rispose: il mio nome presente preso nella vestizione è Maria Gioseffa. Il nome poi avuto nel battesimo quando era al secolo era Angela. Il mio cognome è Vando. La mia patria è Villa Storta, cioè di Storta, di questo territorio di Sacile. La mia età è di anni 19, mesi 11. I miei genitori sono gli nobili signori Giuseppe e Maria Vando. Interrogata qual sia la sua intenzione, rispose: io sono disposta di fare la solenne professione in questo monastero. Interrogata in cosa consista la professione, rispose. Interrogata se abbia provato i pesi della religione e come gli siano riusciti, rispose. Interrogata se sia stata persuasa da alcuno, e particolarmente dai parenti o dalle monache, ad impegnarsi in detta professione con voto solenne, rispose. Io non sono mai stata persuasa da alcuno, ma ho sempre desiderato e voglio farmi religiosa, perché spero tale sia la mia vocazione. Fu da me domandata per quanto tempo abbiano durare questi voti. Mi rispose: sino alla morte. Padre Francesco Madrisotti, confessore delle monache di Sant'Antonio Abate di Sacile, concludeva l'esame alla novizia, svolto attraverso le grate del parlatorio, con la laconica notazione: ho giudicato superfluo avvertirla di più. Questo documento è conservato insieme a tanti altri esami di novizie sacilesi nell'archivio del Patriarcato, oggi Curia Arcivescovile di Udine, e avrà senz'altro ricordato a molti di voi la triste vicenda di Suor Gertrude, meglio conosciuta come la monaca di Monza, personaggio manzoniano che si ispira a una figura realmente esistita, Marianna de Leyva, vissuta alla fine del Cinquecento. Le risposte di Angela Vando e di tante altre giovani entrate nel monastero sacilese erano dettate da sincera vocazione religiosa o indotte da una sistematica opera di persuasione familiare esercitata sulle fanciulle sin dalla più tenera infanzia. I sospetti sono purtroppo confermati dalle esplicite parole del podestà di Sacile Pietro Gritti. Nel 1666, presentando al Senato Veneto l'istanza per erigere un monastero femminile, aveva perorato la necessità dell'istituzione nel vedere il luogo aggravato di una quantità innumerevole di figlie, le quali, non potendosi maritare senza l'isterminio dei patrimoni, volentieri sacrificherebbero la loro verginità al Signore Dio. Allora su questo volentieri possiamo fare alcune riflessioni, no? La parola volentieri racchiude tutta questa assodente violenza di una scelta obbligata, che anche a Sacile destinò numerose fanciulle a una vita di amara reclusione per salvare e mantenere integro il patrimonio familiare. Non tutte, ma molte di loro senz'altro. Prima di addentrarci nella storia del convento, però, vorrei farvi una premessa. Ben 4 furono i conventi, gli insediamenti religiosi presenti a Sacile nei secoli passati, 3 maschili e 1 femminile. Fornivano assistenza spirituale alla popolazione, commissionavano pregevoli opere d'arte, arredi sacri,
annoveravano biblioteche ricche di rari volumi, ricevevano donazioni, testamenti e amministravano beni. Erano dunque pienamente inseriti nella vita culturale, sociale ed economica della cittadina. Il primo è questo: i francescani conventuali di San Rocco si erano stabiliti in Riva Levenza nel 1520, anno in cui la comunità e la Fraternità di San Rocco avevano donato loro la chiesa dedicata al santo protettore dalla peste, chiesa che era stata eretta nel 1497 dai pressi dell'omonima porta. Abbandonarono l'insediamento già nel sesto decennio del Seicento, una dipartita causata dalla soppressione dei conventini concessa da Papa Alessandro VII a Venezia, finalizzata a vendere i beni per finanziare la guerra anti-ottomana. Ci sono stati nei secoli 4 ondate di soppressioni, 2 veneziane e 2 napoleoniche, e lo scopo è sempre lo stesso: fare cassa, cioè incamerare i beni praticamente dei conventi. Questo viene soppresso da Venezia. Soppresso il convento, la comunità continuò a provvedere alla manutenzione e officiatura della chiesa di San Rocco fino alla fine del XVIII secolo, quando fu chiusa al culto e ampiamente rimaneggiata e adibiti agli usi più disparati. È stata posta cavalli, dimora privata, locanda, e i 2 edifici non sono più riconoscibili nel tessuto urbano, soltanto la facciata vi può dire ancora qualcosa di questo convento. Ve lo racconto così come notazione. Mi diceva lo storico Nino Roman, che aveva parlato con delle persone ancora anni fa, che c'erano delle essenze arboree sul retro dell'attuale Bar Cavour che non sono propriamente locali, che secondo alcuni forse insomma sono state portate in passato dai francescani conventuali, ma insomma resta soltanto così un'ipotesi. Il secondo convento sacilese, in ordine cronologico, era questo, Padri Eremitani di Sant'Agostino, subentrati in realtà nel 1443 nella chiesa insediamento di Santa Maria degli Angeli, dove in precedenza c'era stato un piccolo insediamento di monache umiliate, ma sul quale non sono tante insomma, le testimonianze. Si parla del XIII secolo. Insomma. Arrivano gli eremitani agostiniani e ci restano per un po', ristrutturano, devo dirvi qualcosa sulla chiesa. Questa, per intenderci, è Contrada dell'Oca. Questa chiesa che vedete orientata in questo modo era stata ristrutturata nel Settecento, cambiando l'orientamento della facciata, che prima era verso Livenza. Questi disegni, questo e il prossimo, questa è la chiesa settecentesca, sono stati pubblicati da Fabio Metz, studioso socio dell'Accademia San Marco, studioso che in più occasioni si è occupato di Sacile. Le trovate nel volume Sacile, Storia, Ambiente e Uomini, che è uscito nel 1983, dove c'è un contributo importante di Metz su questo convento. Cosa succede poi nella sede di questo convento? Questi agostiniani non riescono a evitare la scura delle soppressioni successive, quelle del Senato Veneto, cadute tra il 1767 e il 72, anche in questo caso per incamerare i beni di proprietà di questi enti soppressi. E quindi viene chiuso il convento. Nel 1800 un violento incendio distrusse la chiesa di Santa Maria degli Angeli e si cominciò nel 1876 la trasformazione dei locali nel nuovo ospedale cittadino, che doveva sostituire il malandato nosocomio presso la chiesa di San Gregorio, ormai inadeguato, troppo piccolo per le esigenze della popolazione. E quindi demolito. Questa trasformazione ha portato anche demolizioni. Sul luogo del convento degli agostiniani c'è ora l'ospedale. Ed è un luogo, volevo anche farvi notare un'altra cosa, che è stato oggetto di parecchie citazioni letterarie. È nominato in un romanzo di Fulvio Tomizza, è nominato da Siria Poletti. Siria Poletti nel racconto La linea del fuoco. Siria Poletti, che a Sicilia aveva trascorso alcuni anni della sua infanzia e della giovinezza, e nomina questo ponte. Dice: ponte che separava nettamente 2 zone della cittadina, la contrada dell'Oca operosa di botteghe artigiane e l'area lugubre tutto un tratto dell'ospedale, dei padiglioni che raccoglievano gli invalidi, i dementi e i pazzi gettati lì dalla guerra del 14. E il ponte era chiamato
particolarmente Ponte della Madonna, proprio perché c'era stato il convento, e oggi è intitolato, 2 o 3 anni fa, Carlo, mi sembra, è stato intitolato a Silvio Poletti, e c'è anche la sua frase qui riportata. Ecco. Terzo in ordine di tempo, convento dei minori Cappuccini, San Francesco dei Cappuccini, la cui prima pietra viene posta nel 1612. E questo è un convento che non vive a lungo, dopo meno di 2 secoli viene soppresso, in questo caso da Napoleone. Ci sono le soppressioni del 1806, i locali vengono acquistati dal comune e parte del terreno circostante è destinata a cimitero, ad area cimiteriale, fino al trasferimento al cimitero di San Odorico nel 1910. Questo è il secondo cimitero, il primo era nella zona del Fort Boario. Poi intorno al 1851 si utilizzano la parte circostante di questo convento. La chiesa continua a essere officiata, anche se in degrado. Però a un certo punto l'area, per la prossimità del paese, per la salubrità del sito, per la bellezza della posizione, diventa particolarmente indicata per la costruzione dell'ampio e decoroso fabbricato scolastico. Eccolo qua. Diventa adatta per la costruzione del fabbricato scolastico di cui la cittadina necessitava. Quindi nel gennaio 1908 il Comune di Sacile decreta della demolizione di chiesa e locali del convento. Sul luogo del convento dei Cappuccini sorgono oggi scuole tuttora in uso, e con questa demolizione e costruzione si ha anche dispersione di parecchie opere d'arte. Ad esempio c'è un rilievo attribuito al Pilacorte che viene venduto a un antiquario veneziano, c'è dentro un processo. Io lo sto cercando da anni, ho provato a vedere, è finito sicuramente in qualche collezione, perché poi l'antiquario veneziano l'ha venduto, per ora insomma è irreperibile. Dispersi anche molti libri di questa biblioteca del convento dei Cappuccini, alcuni sono al centro studi biblici, altri in biblioteca della Curia a Pordenone, altri ancora dispersi, finiti. Quindi queste soppressioni hanno portato anche a parecchie perdite, insomma, per Sacile. Nella mappa del 1633 li vedete tutti e tre: Santa Maria degli Angeli con la facciata ancora rivolta verso il fiume, questo è quello dei Cappuccini, l'altro è quello di San Rocco, tutti in questa parte della città, appena al di fuori dalle mura cittadine. E veniamo al nostro ultimo tra i complessi religiosi sacilesi, unico, giunto ai nostri giorni, anche se parecchio rimaneggiato, qui nella mappa del catasto napoleonico. È questo quadrato è il chiostro, e la parte davanti nel catasto napoleonico indicata con una lettera alfabetica è la chiesa di Sant'Antonio Abate. È un convento che è stato a lungo trascurato dagli studi locali, che ne avevano tracciato solo qualche sommario profilo. Quindi io ho ripercorso le orme del sacerdote udinese Giuseppe Valle, i cui appunti, che sono conservati a Udine, erano stati visti e ripresi in sintesi dal Marchesini, e ho cercato di ricostruire le vicende di questo insegnamento che per oltre un secolo ha accolto fanciulle delle famiglie abbienti friulane e venete, sia in qualità di educande, quindi destinate poi al matrimonio, sia di monache che all'ombra del chiostro avrebbero trascorso tutti i propri giorni terreni. E il risultato di questa ricerca è pubblicato in un volumetto che è qui, che abbiamo dedicato agli 80 anni del presidente dell'Accademia San Marco, professor Roi, ma comunque questi contributi si leggono tutti, adesso si scaricano gratuitamente, si possono leggere in internet, sono disponibili insomma, per la comunità. Dove ho trovato questi documenti? Li ho visti all'archivio del Patriarcato di Udine, alla Biblioteca Civica Iopi di Udine. Una parte sono anche qui all'archivio storico di Sacile, cioè conservato in biblioteca, una parte all'archivio di Stato di Treviso, la parte che riguarda le soppressioni. Allora, brevemente qualche nota sul convento. L'istituzione di questo sacro recinto, come viene chiamata nei documenti, era stata caldeggiata a Sacile sin dagli inizi del XVI secolo. Già nel 1503 il Magnifico Consiglio aveva eletto 4 cittadini col compito di individuare un luogo adatto per costruire un monastero femminile. Passano però molti decenni prima che il progetto trovi attuazione e nel frattempo alcuni esponenti delle casate locali, i nobili, i Vando, di cui poi ci avete sentito la professione di fede,
del Ben Flangini avevano iniziato a lasciare testamenti a favore di questo insediamento. Il più consistente di questi lasciti è quello del medico Rizzardo Lupini, che nella dipartita terrena nel 1665 lascia tutti i suoi averi alla magnifica comunità di Sacile, al fine di erigere il convento femminile. Quindi si ottiene finalmente licenza dal governo della Serenissima. Il 9 agosto 1668 viene posta la prima pietra dell'imponente costruzione, che richiede per il suo completamento 9 anni di lavori. E il convento sorge nel borgo di Sant'Antonio Abate, lo vedete qui che è segnato nella mappa il nome. Perché il borgo si chiamava così? Perché c'era una chiesetta dedicata al protettore degli animali da stalla e da cortile, ed era una chiesetta su cui vi era una cappellania della famiglia del Ben, cioè la famiglia del Ben pagava un sacerdote per celebrare messa, ma la chiesetta apparteneva ai canonici regolari di Sant'Antonio di Castello a Venezia. Non saprei dirmi il motivo, ma la chiesetta apparteneva a questo ordine religioso. Nel 1669 questo canonici regolari cedono la chiesetta alla comunità, che non ritenendola rispondente ai bisogni dell'insediamento conventuale la demoliscono, perché l'interesse è costruire la chiesa annessa ai locali del convento. Quindi viene riedificata a breve distanza, risulta compiuta nel 1674, anno in cui l'arciprete della parrocchiale è venuto processionalmente con tutto il clero a celebrare la prima messa, e quindi tutto è pronto per l'arrivo delle monache. Il Consiglio di Sacile si presta quindi a nominare la persona adatta all'introduzione della regola domenicana e all'istruzione delle novizie, e la scelta cade sull'anziana reverenda Suor Francesca Severa, che è un nome, probabilmente era un nome, una garanzia, e che viene dal monastero di Santa Maria Maddalena di Oderzo, di età inoltrata, di esemplare vita, morigerati costumi, quindi insomma è la persona più adatta, e lasciando la stessa la facoltà di portare con sé a Sacile una consorella che la affianchi. E quindi adesso possono arrivare le monache, il convento era, diciamo, pronto. Queste immagini non sono riferite a Sacile, ve le ho messe soltanto perché così un'idea della veste di queste domenicane. E la sera di venerdì 12 novembre 1677 il patriarca Giovanni Dolfin, accompagnato dalla sua corte, arriva a Sacile e prende alloggio nel convento maschile, ovviamente agostiniano, di Santa Maria degli Angeli. Perché arriva il patriarca di Aquileia, che risiedeva a Udine? Perché la parrocchia fu soggetta al patriarca di Aquileia fino al 1926, quando passò alla diocesi di Ceneda. Quindi fu soggetta al patriarca di Aquileia, poi soppresso il patriarcato di Aquileia divenne arcivescovado di Udine, motivo per cui i documenti sono a Udine, perché la diocesi di Ceneda è venuta dopo. Quindi il patriarca si porta alla chiesa di Sant'Antonio, si intrattiene con la priora Suor Francesca Severa e la sua vice, diciamo, Suor Maria Melchiori, e che sono giunte entrambe da Oderzo, celebra la Santa Messa, benedice i nuovi locali e prima della partenza nomina anche il confessore del nuovo monastero, Pre Francesco Montanari da Sacile. Sono cognomi che a Sacile sono ripetuti, insomma, lungamente, e quindi comincia la vita del monastero. Le 11 fanciulle iniziali provenivano da località friulane e venete, una sola da Brescia. Brescia era all'epoca compresa nel territorio della Serenissima. La dote era di 400 ducati per le sacilesi, 700 per quelle che venivano da fuori. Comunque inferiore a una dote prevista per un matrimonio, ragione per cui insomma, sappiamo che il fenomeno della monacazione forzata è stato lungamente studiato. Insomma. All'interno del monastero sacilese viene aperto comunque anche un collegio convitto per l'educazione e l'istruzione delle giovinette, e il patriarca stabilisce anche quanto pagheranno, cioè per vitto, alloggio e istruzione delle educande, 60 ducati annui. Negli anni successivi si eleva più volte il numero delle monache ammesse, si arriva a 30. Nel 1702 sono 30, d'altra parte, vedete dopo qualche foto dell'ampiezza, è un convento molto grande, il locale è molto ampio. E tra le novizie ci sono molte fanciulle delle famiglie nobili di Sacile, Evando, Ovio, Bellavitis, Gaiotti, e le foreste, così vengono chiamate, vengono da San Vito, da Aviano, Cividale, Latisana, Venzone, Portogruaro, Venezia. Talvolta sono 2 o 3 della stessa famiglia,
talvolta sono sorelle o comunque appartengono alla stessa famiglia, probabilmente insieme perché la scelta fosse insomma meno dura, meno pesante. Presso la Biblioteca Civica Ioppia è conservata la regola, questa è una regola manoscritta, che disciplina scrupolosamente tutta la giornata di queste ragazze, con precise disposizioni sulle vesti, il cibo, i letti, i contatti con l'esterno, e il ferreo controllo del corpo, perfino degli sguardi. Per esempio si dice: l'occhio impudico è messaggero d'un cuore impudico, e dunque gli occhi vostri, mirando alcuno, non vi si fissino. E se vedi anche provvedimenti per l'infrazione delle norme, punizioni corporali, periodi di digiuno, segregazione separata per le disubbidienti, quelle che meno si rassegnano. E visite pastorali e decreti successivi si premurano di rafforzare questa disposizione. Nel 1694 viene raccomandato che il silenzio sia sempre osservato in coro, durante l'ufficio divino, in refettorio, nel capitolo, che si parli sempre sottovoce, evitando parole ingiuriose, maledizioni e giuramenti, che vuol dire che per alcune ragazze insomma qualche tentativo di ribellione c'era stato, insomma. E poi si ribadisce che le visite alle novizie devono essere svolte solo una volta al mese alla presenza delle maestre, mentre la corrispondenza epistolare con i frati non poteva aver luogo senza consenso patriarcale. E ogni tanto si trova anche qualche piccolo sconcerto, viene detto, di cui non sappiamo di più, qualche momento così di piccola ribellione, e quindi costituzioni successive per riportare la quiete tra le sacre mura levantine. E tra le curiosità, ve ne dico soltanto alcune, per esempio si trova questa che riguarda il culto del patriarca Bertrando di Saint-Genier, un patriarca medievale il cui culto a Udine si era diffuso subito, ma il riconoscimento ufficiale viene solo nel Settecento. E il sostenitore di questa beatificazione, il patriarca Dolfin, a Sacile donerà alle monache 12 immagini del beato e una copia della vita appena pubblicata, che vedete lì in fianco. Nel momento in cui il culto diventa ufficiale lo promuove anche a Sacile, dove non abbiamo altre indicazioni. Il patriarca Bertrando è sepolto a Udine, il suo sarcofago si può vedere nel battistero del Duomo di Udine. Le carte conservate nell'archivio del patriarcato ci restituiscono tanti squarci interessanti, adesso vi darò solo qualche cenno. Per esempio c'è l'elezione e scrutinio segreto della priora da parte delle monache riunite in parlatorio, ci sono i conti delle spese, le poche persone esterne ammesse a varcare la soglia dell'edificio, cioè possono entrare il medico, il gastaldo, i coloni per pagare gli affitti, i muratori e falegnami per brevi opere, ma sempre sotto stretto controllo. La presenza di un confessore ordinario, la nomina saltuaria di uno straordinario, destinato talvolta a gettare qualche misurato scompiglio, ma le carte non ci dicono niente di più. E i documenti ci svelano anche qualche informazione sulla chiesa, com'era questa chiesa di Sant'Antonio Abate. E questa famiglia del Bain aveva conservato il patronato dell'altar maggiore. E poi sappiamo di una visita pastorale che dice di riformare e ingrandire il coro della chiesa, aprire 2 porte d'accesso. E poi interessante, c'è un breve papale del 1775 che concede una particolare indulgenza per chi avesse visitato 12 volte all'anno i 7 altari del monastero sacilese. Quindi la chiesa era piccola, perché dalle piante almeno non sembra molto grande, ma comunque aveva 7 altari e sappiamo anche chi erano intitolati. Anche questa chiesa non sfugge però alle soppressioni, e le soppressioni sono quelle del 1806. Scampano alla soppressione che ha chiuso il convento degli Agostiniani, ma non riescono a evitare quelle dell'età napoleonica, che hanno colpito anche San Francesco dei Cappuccini. E quindi, in attuazione delle disposizioni governative, nel 1806 il convento di Sant'Antonio Abate viene unito a quello dei santi Rocco e Domenico di Conegliano. Le monache di Sacile partono per quello di Conegliano, mentre quelle di Oderzo, dalla cui filiazione era nato questo di Conegliano, finiscono a Treviso. Poi, 4 anni dopo, saranno soppressi anche questi, anche questo convento viene chiuso e richiesto a tutte le monache di ritornare al secolo, cioè riparare in famiglia, quindi ritorneranno moltissime, dovranno lasciare le vesti e ritornare in famiglia.
e quindi è stata proprio un'ondata di soppressioni. Quello che riguarda Sacile non è un trasloco modesto, perché partono per San Rocco di Conegliano, ma nell'ottobre 1806 il regio suddelegato di polizia chiede alla municipalità di Sacile perlomeno 30 carri da approntarsi ad uso del carico delle mobilie che sono accordate alle monache, quindi potete immaginare un trasloco con 30 carri, voleva dire, insomma, che sono partite con parecchie cose, insomma. Allora, soppresso il convento sacilese, la chiesa di Sant'Antonio, quello che sappiamo, viene demolita abbastanza presto e gli arredi dispersi. Probabilmente di questi 7 altari, insomma, arredi ce n'erano, probabile che anche altre opere siano finite in Duomo, dove le carte possono indurci in confusione perché c'era anche una confraternita dedicata a Sant'Antonio Abate, quindi non è sempre chiaro. Comunque probabilmente le appartenevano 2 statue lignee, quella del titolare Sant'Antonio Abate e l'altra del fondatore dell'ordine San Domenico, che sono entrambe in Duomo. Questo è l'altare a destra dell'altar maggiore. L'ipotesi che queste 2 sculture provengano dal convento, dalla chiesa del convento domenicano femminile, è sempre stata formulata da Fabio Mezz. E per il monastero la chiesa probabilmente viene demolita abbastanza presto, si profila da subito la successiva destinazione, quella che l'avrebbe contraddistinto dalla seconda metà del XIX secolo. Già nel 1808, siamo ancora in età napoleonica, savio municipale e visite locali, insieme al commissario degli alloggi militari che si chiamava Girolamo Gloria Lanza, e su incarico del proprio podestà riporta questa relazione: ho riscontrato molte piazze in piano capaci di contenere numero 150 cavalli, ho salito le scale, ho preso in esame il convento tutto, in cui ho ritrovato luoghi capacissimi di alloggiare un battaglione di militari. Quindi già in età napoleonica le dimensioni avevano fatto pensare a un utilizzo militare, che non è l'unico caso, perché anche in altri casi locali dei conventi sono stati utilizzati così. E infatti questo è successo. Chiusa la parentesi napoleonica, trascorrono alcuni decenni, ma proprio il convento fu la prima caserma cittadina dopo l'annessione al Regno d'Italia, a Sabaldo. I locali furono riadattati allo scopo con una serie di lavori durati dal 1877 al 1884, in seguito ai quali il fabbricato prese il nome di Girolamo da Sacile, capitano delle milizie veneziane nella guerra contro i turchi nel XVI secolo. E quindi vi viene ospitato dapprima uno squadrone di cavalleria, poi dal 1907 il distretto militare per la provincia di Udine e un deposito militare per 2 reggimenti di fanteria a distanza rispettivamente a Udine e Conegliano, e distretto è il nome con cui è conosciuto tuttora dai sacilesi, che del convento magari non avevano più sentito parlare, ma l'ex distretto era la denominazione insomma più conosciuta. Qui avete altre immagini in cartolina. Il distretto militare è stato dismesso nel 1956, il deposito intorno agli anni 80. Nel 2006 tutto il complesso è diventato di proprietà del comune, attende un recupero che lo restituisca alla comunità. Queste sono immagini delle condizioni, vedete anche le dimensioni, il cortile è vastissimo. Questa è la condizione dello stato interno, il chiostro poi sul quale hanno intervenuti dei lavori quando è diventato distretto e caserma. E questa è la situazione proprio recente di poche settimane fa. C'è stata una diretta Instagram della delegazione Giovani del FAI, poche domeniche fa, e siamo entrati e abbiamo visto come la vegetazione si stia sempre più appropriando del posto. La foto con l'arco è di Ruggero Spagnolo, che prima chieda i crediti nell'utilizzo, ecco, desidero citare. E insomma è stata la diretta, è riuscita molto bene, ma abbiamo visto come insomma la vegetazione si stia appropriando del luogo e la situazione diventi sempre più insomma drammatica. E è un luogo che è stato un luogo di separazione femminile non sempre spontanea. Ha visto passare generazioni di giovani reclute nel sofferto periodo tra le 2 guerre, che comprende le 2 guerre mondiali. Il sogno è che questo luogo adesso conosca una rigenerazione non solo architettonica, non solo urbanistica,
ma anche delle energie, che diventi uno spazio di incontro, di accoglienza, aperto alle emozioni dell'arte, della musica, del teatro, della danza. Adesso è tutto ripartito, diceva Ruggero prima, sarà molto bello quando potremo avere anche quello spazio per tutti questi incontri che noi desideravamo da tanto tempo, insomma, che diventi di fatto per i sacilesi un luogo del cuore. Vi ringrazio. Grazie.